Monta la rabbia tra i lavoratori del porto dopo la notizia che anche Costa Crociere dopo MSC abbandona Venezia per Trieste. Siamo pronti a bloccare la città, la politica intervenga, dicono. E da Trieste naturalmente grande la soddisfazione del presidente del terminal passeggeri per Trieste e tutta la Venezia Giulia, dice la crocieristica è una grande opportunità. Furbetti del bonus, duro il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, cittadini presi in giro, i responsabili chiedano scusa e non si ricandidino. Parla il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, sì, ho chiesto con altri colleghi di lavoro il bonus Covid per il nostro studio di San Donà di Piave, ammette. La madre indigente va aiutata per legge, parole della consigliera comunale di Venezia Tosi che ha preso a cuore la storia di mamma Marcella, a cui è stato tolto l'affidamento della figlia. Brutta avventura per un giovane che stanotte ha scoperto i ladri nell'appartamento dei vicini di casa partiti per le vacanze, il fatto in via Grigoletti a Zelarino. Da domani nuova intensa ondata di calore in Veneto con disagi fisici intensi. Si tratta del quarto giorno consecutivo di temperature sopra la media, i dati ARPAV del Comune di Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la rabbia dei lavoratori del porto di Venezia dopo la notizia che Costa Crociere e MSC hanno preferito il capoluogo giuliano Trieste a quello lagunare. Il porto di Trieste è scelto come home port, scalo di partenza sia da MSC che da Costa Crociere per la stagione crocieristica post-Covid. Costa ha sciolto la riserva nelle scorse ore, mentre MSC lo aveva già fatto nei giorni precedenti e ha scelto il capoluogo giuliano abbandonando Venezia. I timori dei lavoratori marittimi in protesta nemmeno 24 ore fa si stanno concretizzando nei peggiori dei loro incubi. Chiedono a gran voce tornino le grandi navi in laguna. C'è bisogno di ripartire, per fare questo stop alle contrapposizioni, lavoro e ambiente insieme è una soluzione per Venezia. Per molti marittimi veneziani il futuro è Fusina con il suo nuovo porto che una volta ultimato sarà collegato con i binari proprio qui alla Marittima. Già calendarizzata intanto l'arrivo a Trieste della Deliziosa, nave della Costa Crociere, attesa al molo Bersaglieri per il fine settimana del 4-6 settembre. Subito dopo, sempre nel Porto Giuliano, atteso l'arrivo della magnifica MSC. Scelte decise sembra, viste anche le non poche tensioni registrate a più riprese a Venezia, dove il mancato arrivo delle crociere rappresenta una perdita anche per le agenzie di viaggio. Siamo presi abbastanza male, ci sono tante famiglie che sono a casa, noi lavoriamo soprattutto con gli Stati Uniti, per cui potete immaginare il nostro problema. È una situazione molto drammatica, quest'anno è tutto cancellato. Qui in Marittima fa decisamente pensare vedere la laguna animata solo delle sue increspature con le saracinesche delle attività ancora inesorabilmente chiuse e deserte, dove spaventa vedere come la solitudine regni sovrana. Qui tanti portuali che disoccupazione finita non ricevono più alcun tipo di aiuto. È il caso del responsabile della cooperativa Trasbagagli che ora fa riferimento in tutto e per tutto alla sua fidanzata, racconta. Sicuramente il messaggio che deve passare è quello che dietro a tutto questo non ci sono multinazionali o chissà che cosa, ci sono delle persone che lavorano, che si alzano presto tutte le mattine e dunque siamo disposti a lottare e anche fare anche azioni eclatanti se serve. E a Trieste inevitabilmente c'è soddisfazione su tutte, quella del presidente del Trieste Terminal Passeggeri. Mi sento di dire che è un'opportunità enorme per tutta Trieste, ma soprattutto per la nostra regione, per il Friuli Venezia Giulia, perché essere accreditati con due grosse compagnie, ma immagino ce ne saranno poi altre, a identificarci come un porto è una cosa che non può che riempirci il cuore e metterci ancora di più a lavorare a testa bassa, perché l'accoglienza che la città saprà dare, come ha sempre dato nel passato e soprattutto in questo momento, ripeto, particolare,
è un motivo di orgoglio per noi, è un motivo di estrema gioia, credo, e felicità per tutta la regione. Non è una passeggiata di salute, è una cosa complicata. Abbiamo messo in campo tutte le migliori forze e so che in queste ore l'amministratore Mariani sta lavorando alacremente proprio per creare tutte quelle condizioni che mettano in primis in sicurezza i passeggeri e ci mettano nella condizione di offrire il migliore dei servizi che in questi casi viene richiesto. Non si placa la bufera per il bonus da 600 euro chiesto da 3 esponenti della Lega in Consiglio regionale, ma i sospetti riguardano anche altri consiglieri di altri partiti di Palazzo Ferrofini, dove la tensione è palpabile. A tutti arriva un messaggio molto forte da parte del Presidente dell'Assemblea, Roberto Ciambetti. Ambienti politici, ambienti chiamiamoli amministrativi, probabilmente appunto qualcuno che ha contatti con l'INPS ha già sotto mano qualche nome o qualche appunto indirizzo, qualche partito e ripeto conviene a tutti secondo me far chiarezza spontaneamente senza vedersi arrivare elenchi esterni. L'appello arriva dal Presidente del Consiglio regionale nelle ore in cui soffia forte il vento del sospetto a Palazzo Ferrofini, dove si vocifera che tra i richiedenti del bonus non ci sarebbero solo i leghisti Gianluca Forcolin, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli, altri sarebbero i soggetti coinvolti anche di altri partiti, 4-5 i nomi che girano, ma al momento non si conferma né si smentisce. Certo, le parole del Presidente dell'Assemblea regionale lanciano un'ombra. Prima o poi i nomi verranno fuori, quindi è meglio che qualcuno faccia outing da solo senza che arrivi dall'INPS magari la lista di proscrizione. Tra quelli che hanno fatto outing, riprendendo le parole di Ciambetti, c'è chi ha dato la colpa alla moglie, chi al commercialista, chi ancora ai soci. Il primo ad ammetterlo nel corso del nostro telegiornale è stato il trevigiano Riccardo Barbisan. Quei 600 euro del bonus, dice, sono stati richiesti in automatico dal suo commercialista, 600 euro che poi lo stesso consigliere ha devoluto in beneficenza, come dimostrano le carte trasmesse a Corredo, ma non è detto che basti per evitargli la mancata candidatura, visto che lo stesso Zaia lunedì a mezzogiorno ha agitato lo spettro della sospensione delle candidature. Di sospensione immediata aveva parlato già domenica sera lo stesso segretario della Lega in Veneto Lorenzo Fontana, che contattato dalla nostra emittente dice di confermare quanto dichiarato e di non voler aggiungere altro. Pronto ad allinearsi con le scelte del partito la segreteria trevigiana, che pure crede nella buona fede di Barbisan. È sicuramente una leggerezza che ha avuto nell'affidarsi pienamente, come fanno molti di noi, al proprio commercialista. Anche chi fa politica può sbagliare, se lo sbaglio è uno sbaglio di disattenzione può essere anche concesso e se rimediato tempestivamente anche, fra virgolette, riconosciuto. Ma il nome più illustre è quello del vicepresidente della giunta regionale, quindi vice di Zaia, Gianluca Forcolin. Chiaro che sia la situazione più imbarazzante. L'altro nome eccellente, Alessandro Montagnoli, consulente finanziario e presidente della prima commissione consigliare a Palazzo Ferrofini, che ha affidato a Facebook il suo sfogo parlando di leggerezza ma in buona fede. Il veronese dice di aver chiesto il bonus di comune accordo con la moglie al fine di devolvere la somma alla protezione civile. Restano i sospetti e i contatti frenetici all'interno dei partiti, con le segreterie dal PD a Fratelli d'Italia che stanno avviando delle indagini interne. Una cosa è certa, non sarà un Ferragosto come tanti e stavolta non è colpa del virus. E sulla vicenda sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. L'aspetto più triste di questa sconcertante, tristissima, scandalosa vicenda dei bonus Covid è che non sappiamo ancora adesso, a diverse ore dall'inizio di questa buriana, i nomi di tutti i responsabili. Ci aspettavamo che si facessero avanti, che dicessero sì, sono io, ho sbagliato e chiedo scusa, chiedo perdono. No, silenzio, si trincerano, soprattutto in Parlamento, dietro la privacy, come se non dovessero, non fossero tenuti a scusarsi con gli italiani che hanno offeso, che hanno svilito, che hanno mortificato in un momento in cui c'è tanta gente che fa la fame, in cui c'è tanta gente che ha perso l'attività, c'è tanta gente che sperava e spera di ottenere queste risorse, che invece loro si sono
intascati. È gente che guadagna dagli 8 ai 13.000 euro e ha l'ardire, la sfacciataggine di sottrarre delle risorse pubbliche a coloro a cui erano destinati. Gente che non ha nessuna difficoltà, che adesso accampa scuse, è stato commercialista, no? Mia moglie voleva fare beneficenza, delle cose mortificanti, imbarazzanti, desolanti, di cui davvero c'è da vergognarsi. Il Presidente Zaia ieri sera ha detto, giustamente, bisogna che vengano fatti i nomi e bisogna che queste persone non vengano ricandidate. Ci mancherebbe altro. Cioè, cosa ricandidiamo? Politici che a questo punto, a meno di colpi di teatro, anche perché qui siamo rotti a tutte le esperienze, non vengano votati da qualcuno. Immaginatevi, sono finiti in questa spirale tremenda, in questo tritacarne in cui si sono infilati da soli e si può pensare che possano essere in qualche modo rieletti. No, non lo si può pensare. Allora dovrebbero a questo punto coloro che hanno sbagliato, che hanno tenuto comportamenti non illegali ma moralmente riprovevoli, chiedere scusa e non dico dimettersi, perché in Italia le dimissioni non le si dà mai, per una questione di dignità potrebbero e dovrebbero farlo in tanti, ma almeno chiedere scusa, chiedere perdono, spiegare quali sono i motivi e dire ufficialmente, data questa situazione, per colpa di quanto ho fatto non mi ricandiderò. È il minimo che ci aspettiamo da parte di persone che hanno tradito lo Stato, che hanno tradito il Paese, che hanno tradito la funzione per la quale erano stati eletti. Oltretutto molti di questi eletti con le preferenze e molti altri nominati. E non so francamente quali dei due siano più colpevoli di comportamenti che chi dovrebbe servire lo Stato e un'intera comunità non dovrebbe tenere. E la vicenda veneta dei consiglieri veneti sta assumendo anche un rilievo nazionale. Questa è l'apertura del Corriere.it, bonus partite IVA, Zaia non ricandida i consiglieri regionali che lo hanno preso, quindi ci sono poi le foto dei tre consiglieri, Montagnoli, Barbisan e del vicepresidente Forcolin. Si riportano anche le dichiarazioni di Lorenzo Fontana, del segretario della Lega del Veneto, che abbiamo sentito anche nel servizio. L'orientamento quindi è quello proprio di non ricandidare i tre consiglieri. Questa quindi la situazione, è uno dei nomi più importanti, è quello del veneziano Gianluca Forcolin, vice di Zaia in giunta regionale, che abbiamo raggiunto. Sentiamolo. I decreti del governo e i DPCM davano delle opportunità di chiedere per quelle attività che erano in difficoltà come la nostra degli incentivi, dei bonus, e quindi lo studio ha fatto richiesta normalmente. Quindi tutta questa onda mediatica, che capisco perché c'è una caccia alle streghe, perché capisco la questione politica, ma io scenderei le due cose, perché qua noi dobbiamo far sbarcare il lunario. Da qualche ora il vicepresidente del Veneto, Gianluca Forcolin, è nell'occhio del ciclone assieme ad altri due consiglieri regionali della Lega per la richiesta del bonus Covid. Un atto legale ma ritenuto decisamente inopportuno per chi percepisce già un sostanzioso stipendio pubblico. Forcolin però afferma di aver partecipato alla richiesta in quanto associato di uno studio di tributaristi di San Donà di Piave, in cui lavora da 30 anni assieme a 2 colleghi e 7 dipendenti, messo in forte difficoltà dalla crisi coronavirus. Questa è una macchina che rodata a un costo mensile, e quindi non abbiamo fatto altro che chiedere quelle che sono le opportunità che appunto vengono date. Mi verrebbe da fare una domanda a rovescio, che è quella di dire: ma io sono un peso per i miei soci, perché se non debbono chiedere nessun bonus, nessun incentivo, divento veramente un peso. E allora la politica serve e può fare anche un'attività professionale, imprenditoriale, o ci deve essere il politico che vive solo di politica? Perché poi quella è l'altra accusa che ci viene data, no? Questo era un ragionamento che lei aveva già fatto all'epoca. Certi suoi colleghi hanno detto: beh, noi non lo sapevamo, sono stati commercialisti a inoltrare la richiesta. Nel suo caso comunque lei era a conoscenza di questa richiesta e si era quindi posto il problema se fosse il caso di inoltrarlo o meno?
L'abbiamo chiesta in quel momento, sinceramente eravamo in oggettiva difficoltà e tutte le occasioni che arrivavano e abbiamo fatto per i nostri clienti l'abbiamo fatto anche per noi. Gianluca Forcolin ha 51 anni, ha sempre militato nella Lega. Nel 1993 esordisce come amministratore nel comune di Musile di Piave, di cui è stato vice sindaco, assessore, quindi sindaco dal 2007 al 2015. Negli stessi anni viene anche eletto deputato alla Camera. Dal giugno del 2015 è vicepresidente della Regione e assessore al bilancio. Una lunga carriera che potrebbe fermarsi qui. Il segretario della Liga Veneta, Lorenzo Fontana, ha detto che alle prossime regionali non ci sarà posto per chi ha chiesto il bonus Covid. Io sono sereno dal punto di vista sia amministrativo che dal punto di vista politico. Certo non è una pratica inevasa, perché poi è rimasta inevasa, a scalfire quello che è stato il mio impegno in questi 5 anni, dove ho corso in lungo e in largo per il Veneto, sono stato assieme alla mia gente e quindi questo è il mio biglietto da visita. Per le scartoffie, per le istanze e per quant'altro deciderà il partito, io mi metto a disposizione. Questa la versione di Gianluca Forcolin. E ora cambiamo decisamente argomento e torniamo a occuparci di Marcella. La mamma, qui è stata allontanata la figlia su decisione del Tribunale dei minori di Venezia. È una famiglia che va aiutata anche dalle istituzioni, dice la consigliera comunale veneziana Silvana Tosi. Continua il dramma di mamma Marcella, ancora incredula e sgomenta per l'allontanamento coatto della figlia e deciso dal Tribunale minorile di Venezia. Un rapporto troppo simbiotico il suo con la figlia, si legge negli atti, dove viene evidenziato altresì come entrambe appaiono isolate all'interno della struttura che lo ospitava, con la madre che rivela aspetti di non idoneità alla crescita e alle esigenze della minore, si legge testualmente. Insomma, queste le ragioni per le quali la figlia di Marcella ora si trova in una struttura educativa lontano dalla mamma. Vicenda presa a cuore e in carico dalla consigliera comunale di Venezia Silvana Tosi. Diciamo che nella legge 184 del 1983 è scritto che il motivo di indigenza non può essere la causa dell'allontanamento del minore dalla famiglia e gli enti preposti, il comune, la regione e lo Stato, devono aiutare le famiglie indigenti. Quindi le famiglie devono sapere e devono essere tutelate tramite le leggi. Sto attendendo delle risposte, però voglio dire che gli enti locali dovrebbero prevenire questi allontanamenti con forza. Quindi se ci sono dei motivi gravi, allora bisogna allontanare il minore, altrimenti dobbiamo aiutare la famiglia e bisogna dirlo perché molte volte le famiglie hanno paura degli assistenti sociali. Continuano le polemiche attorno al progetto di ampliamento dell'inceneritore di Fusina a Marghera. All'attacco il Movimento 5 Stelle. Il ministro all'ambiente Sergio Costa non ha dato alcun via libera al progetto dell'inceneritore di Fusina. Anzi, il ministro Costa ha dichiarato pubblicamente di essere fermamente contrario a nuovi inceneritori, chiesto un parere alla Commissione Via Nazionale, voluto un tavolo tecnico per confrontarsi con la Regione. Ad affermarlo è il Movimento 5 Stelle, secondo il quale a Roma si stanno anche verificando le competenze sull'impianto. Il Ministero sta cercando di capire se può portare a sé la competenza, perché le carte presentate sono ambigue, hanno presentato delle carte che presentano un impianto inferiore ai 50 megawatt che sarebbe di competenza regionale, quando in realtà l'autorizzazione riguarda un impianto che supera i 50 megawatt, quindi la competenza sarebbe statale. Contestando la convocazione della conferenza dei servizi sul tema sotto Ferragosto, Elena La Rocca chiede assieme ad Enrico Cappelletti, candidato presidente della Regione per il Movimento 5 Stelle, e alla senatrice Orietta Vanin, una valutazione dell'impianto sulla salute cittadina, con parere obbligatorio e vincolante. Noi per almeno 2 mesi, se non 3 mesi all'anno, già sforiamo tutti i parametri previsti per legge per l'inquinamento dell'aria e quindi non possiamo assolutamente permetterci di inquinarlo ulteriormente. Se la Regione autorizzerà quest'opera e la realizzeranno, la responsabilità sarà tutta della Regione. Questo lo devono sapere i cittadini della provincia di Venezia. Brutta avventura per un giovane che stanotte ha scoperto i ladri nell'appartamento dei vicini di casa partiti per le vacanze.
Scoprire che l'appartamento accanto al suo stava ricevendo la visita dei ladri gli è costato una ferita alla testa e contusioni varie su tutto il corpo giudicate guaribili in 20 giorni. La polizia è arrivata all'alba in un'abitazione di via Grigoletti a Mestre. Ad attenderla un 27enne visibilmente scosso e ferito. Il giovane ha raccontato di essere stato svegliato attorno alle 4 di notte da alcuni rumori provenienti dall'appartamento a fianco. Insospettito anche dal comportamento del proprio cane che puntava verso la porta, è uscito sul pianerottolo trovando spalancata la porta di casa dei vicini in vacanza. Entrato nell'appartamento sarebbe stato aggredito a colpi di bastoni o spranghe da 2 uomini che si sono poi dati alla fuga. I poliziotti della questura hanno subito dato avvio alle indagini. È risultato positivo al coronavirus un giocatore di calcio residente in provincia di Venezia che gioca però nel Borgo Ricco, nel Padovano. Allenamenti quindi sospesi, 20 fra atleti e dirigenti in isolamento. Poca febbre scomparsa in un giorno, un contatto successivo agli allenamenti con un'amica risultata positiva. È in isolamento un giocatore veneziano che milita nella squadra di eccellenza del Borgo Ricco. Con lui, sulla base dei protocolli dell'ULSS veneziana, altre 20 persone, 13 giocatori e 7 componenti della dirigenza e dello staff tecnico. I primi 7 tamponi effettuati da alcuni giocatori sono negativi, ha spiegato il direttore sportivo della squadra Luigi Fautelli. Il giocatore sta bene, rassicurato, nessun altro presenta sintomi. L'obiettivo è quello di poter riprendere gli allenamenti il 19 agosto in vista del primo appuntamento importante, la sfida di Coppa Italia del prossimo 13 settembre. Paura nella notte a Caorle per il principio di incendio in una tensostruttura. Si è temuto il peggio quando la notte scorsa alle 2 a Caorle in via delle Rondini si sono viste le fiamme che stavano avvolgendo la tensostruttura adibita ad esposizione ed eventi. Fortunatamente l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse per l'intera struttura. I pompieri, arrivati da Portogruaro con 2 automezzi, hanno spento le fiamme, evitando infatti conseguenze ben peggiori. Le cause dell'incendio sono al vaglio ora dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L'area è stata posta sotto sequestro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima dell'alba. La protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati da ARPAV, comunica che domani, mercoledì 12 agosto, visto il persistere delle condizioni climatiche e delle alte temperature, sarà raggiunto il 4° giorno consecutivo di disagio intenso e sarà quindi ondata di calore. La qualità dell'aria sarà comunque buona, discreta, soprattutto lungo le zone costiere. E a proposito di tempo, ci sono le previsioni del tempo. È tutto da Venezia e provincia. Buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo, ecco le previsioni per mercoledì 12 agosto. In Veneto in prevalenza soleggiato, seppur la nuvolosità sarà in aumento al pomeriggio. Nei settori montuosi si prevedono alcune piogge nella seconda metà della giornata, temperature stazionarie e clima afoso in pianura. Temperature minime tra 18 e 25 gradi, massime tra 30 e 36 gradi. In Friuli Venezia Giulia i cieli saranno in prevalenza sereni, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Su Prealpi e Alpi nubi sparse alternate a schiarite con deboli piogge in serata. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime intorno ai 34 gradi. In Trentino Alto Adige sarà una giornata con cieli poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale con deboli piogge sparse. Su Prealpi e Alpi cieli poco nuvolosi ma con addensamenti in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 33 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.